Grazie intanto a Luca e Camilla per ospitarci questa sera, grazie a voi che siete venuti qui questa sera, grazie anche a Graziella Canapè che è venuta da molto lontano. Insomma, quanto tempo ci hai messo per arrivare qui? Beh, in realtà siamo partiti alle 3:30, poco prima, Aspetta. e siamo arrivati sulle 5:15, quasi un paio di orette. Però è un bel viaggio. C'era molto traffico, poi cioè, non si capisce, ma c'era, ma c'è sempre traffico. Sì, beh, soprattutto per l'autostrada ce n'è molto. Poi sciopero di treni mi pare oggi. Abbiamo fatto quasi un paio di orette, Sì. ecco. E hai dedicato tutta la tua vita ai libri, sei stata in mezzo ai libri quasi, nel senso che Sì. hai detto che gli ultimi 15 anni li hai passati in biblioteca, Sì. ma non solo, perché tu hai pubblicato anche diversi libri, quindi tu hai vissuto sia dalla parte di distribuzione dei libri che la parte di scrittura. Come mai questa tua passione per le storie e i racconti? Ma io credo che è stato fatto una specie di imprinting dal nonno. Ma no. Dal nonno, sì. Io sono vissuta a casa con i nonni, perché allora si usava, soprattutto nelle famiglie contadine, io sono in una famiglia contadina, che quando il figlio maschio si sposava, la moglie andava ad abitare con lui nella stessa casa. Così è stato, in casa dei suoceri, diciamo, no? E quindi io sono vissuta con la mamma, il papà, il nonno e la nonna, con la quale ho dormito fino a 21 anni a letto, perché poi lei era diventata vedova, eccetera, come mio fratello. E il nonno, lui era uno straordinario raccontatore, cioè un affabulatore proprio. Mi teneva serate intere, no? Con delle storie lunghissime. Io poi, cresciuta, mi sono resa conto che a volte prendeva spunti dai fratelli Grimm, però ci metteva del suo, ecco, no? Sì. E quindi questo discorso, cioè questo fatto della la fantasia, no? Insomma, mi ha trasmesso, io credo, in un certo modo, il gusto della narrazione. Bene, che bello, bellissimo. Io do questa giustificazione, poi... Beh, bene, cioè, è la tua, quindi ci sta benissimo. Questa è una domanda proprio da appassionato, nel senso che da esterno, da editore, ma da lettore prima, il mestiere di bibliotecario sembra bellissimo. Perché è davvero così. La domanda è davvero un mestiere bellissimo oppure no? A me piaceva molto. A me piaceva molto, alla maggior parte dei colleghi mi risultava di no. È un lavoro intanto piuttosto solitario, no? Le biblioteche soprattutto sono piccoline, ti sei un'unica persona, stai lì tutto il giorno, si entra gente, però la gente è lì, non certo per parlare con te, si prende il libro, si mette seduta e quindi il silenzio della biblioteca, no? Quindi bisogna proprio che uno gli piaccia stare tranquillo, che ami i libri, altrimenti non è... Mi piace ancora di più adesso. Ecco, Ok. sì, a me piaceva molto, sì. D'accordo. Poi ti sei dedicata alla scrittura. Io qui ho l'elenco dei tuoi libri. Il tempo del sogno, Delitto al passo Zovo, La panchina nascosta, La DAC morte nel monastero e Nel buio di Cino Marano. È corretto? Sì, assolutamente. Vuoi dirci due parole su tutti questi libri, qualcosina, ci sono dei ricordi particolari, dei libri più o meno particolari che ti ispirano? Certo. Beh, diciamo che il primo romanzo che ho scritto, Il tempo del sogno, secondo la mia opinione, poi insomma, forse dovrebbe essere anche l'opinione degli altri, ma mi sembra che coincida, è stato, credo, il migliore che ho scritto. È un romanzo piuttosto corposo, quasi, mi sembra sulle 500 pagine, che ho scritto nel giro di 3 mesi, un momento particolare, di cui poi, se vuoi, ti racconterò, ed è ambientato in Australia, è stato un pretesto per parlare della cultura aborigena. È un romanzo, è una storia, no? Ma si parla, racconti di molte cose, del tempo del sogno, appunto, quello, no? Secondo la mitologia e quelle cose lì. Peccato che questo romanzo adesso non si trovi più, perché l'editore che me l'ha pubblicato il suo tempo, ad un certo punto è stato valutato perché avrebbero, insomma, a dirla tutta, volevano ulteriori soldi per mantenerlo in catalogo, insomma, ho detto no,
sicché adesso io ho quelle 7, 8, forse neanche 10 copie a casa, se si cerca su internet lo vedi, però c'è scritto bello in rosso non disponibile attualmente, quindi è un peccato, un peccato. Mi piacerebbe che magari, chissà quando, magari che fosse ancora, non so come, magari ne parleremo, chissà. Ne parleremo. Ne parleremo. Ma quindi tu, scusami, questa Sì. è una domanda che esula. Ma quindi tu in 3 mesi hai scritto 500 pagine? Sì, Caspita. sì, veramente. Cioè, eri a letto, nel senso È una cosa del genere, una cosa del genere. Caspita, 500 pagine in 3 mesi? Oh, Una cosa del genere. tante. Anzi, vorrei quasi raccontarlo, no? Il motivo per cui ho cominciato, Sì. il motivo per cui ho cominciato a scrivere libri. Beh, io di fatto da bambina facevo le poesiole, così. A 20 anni ho scritto un romanzo che non ho mai pubblicato, semplicemente perché non sapevo come trovare un editore. Adesso vi farà sorridere. Però per me, che vivevo in un ambiente isolato, dove non c'era il telefono, non c'era la macchina, non c'era nulla, come si trovava un editore? Come io, adesso è tutto più facile, no? C'è internet, tu trovi la casa editrice, ti mandi il file, il telefono, quello così. E quindi ho lasciato stare ed è rimasto là. Sono passati dei decenni e poi c'è stata questa che io la chiamo un po' la causa scatenante, se volete, no? Passati quindi 30, 40 anni. Il marito sorride, perché lui la storia naturalmente la sa già. Ero nel bosco, tagliavo legna, perché Tagliavi legna? sì. Certo. Forse non Cioè, sembra. è la prima cosa che penso quando con la ti sega vedo. o con la sega? No, tagliavo legna, no, ecco, no, facevo legna, è un lavoro che io so fare benissimo, ho fatto moltissime volte, non sembrerà, ma io sono anche boscaiola, e però anche se lo sai fare, la stanchezza e il momento di disattenzione, mi sono ferita in modo importante ad una mano, ho tagliato un tendine, un intervento e sono rimasta per parecchio tempo col braccio bloccato. E allora a quel punto ero lì a casa che, d'accordo, avrei potuto guardare la televisione, leggere un libro, ma mi sembrava uno spreco. E allora so che ho detto, e allora scriverò un romanzo. E quindi sì, quei 3 mesi, perché effettivamente non potevo fare nient'altro. E poi ho visto che mi piaceva molto, che mi riusciva anche. E diciamo che da quel momento non ho più smesso. E ho scoperto dopo che non sono l'unica. Garibaldi, per esempio, no? Conoscete Garibaldi? No. Garibaldi c'entra perché vi ricordate che fu ferito dalla gamba? Sì. Noi raccontavano quella, ci facevano imparare a memoria quella Sì. canzone. No? Ecco, quella volta che lui fu ferito dalla gamba, anche lui era lì che si annoiava e si è messo a scrivere pure un poema autobiografico, l'avevo anche letto, insomma, ma proprio fosse un granché. Però a volte, magari no, quelle circostanze Sì. così. E questo fatto mi ha un po' cambiato la vita. Non è che adesso io sono diventata una scrittrice famosa, però ho continuato a scrivere, ho avuto delle belle soddisfazioni, anche questa molto del premio Promola, insomma, così. E ecco, se non mi fossi tagliata la mano, io credo che non l'avrei mai Pensa a te, fatto. che bello. Però non ho risposto alla tua domanda sugli altri libri. Sì. Beh, insomma, hai detto di uno. Ecco, così Dici gli altri sono poi passiamo a questo po'. 2 o 3 sono Il delitto al passo zoo, no? Si sente anche dal titolo, no? Può essere un giallo, assolutamente, no? Anche Nel buio di Cima Marana. Marana è una cima nella zona dove abitiamo, così, che ci soverchia sempre scura, sempre quel nuvoloso, così. E anche Le morte nel monastero, ecco. Sono dei gialli. Io non è che mi sento proprio una giallista, però su suggerimento di uno dei miei figli ho detto: mamma, perché non scrivi un giallo? E devo dire che quel delitto al Passo Zucco ha avuto uno straordinario successo, veramente, al di là veramente delle mie aspettative. Complice il fatto della località che è vicina a dove abitiamo, quindi magari la curiosità, no? Disse, no? Insomma, una serie di circostanze. E questo giallo è piaciuto tanto, ecco, tanto che ne ho scritti poi un altro paio. La panchina nascosta non è un giallo invece, è un romanzo psicologico, una storia di donne ambientato nel carcere femminile della Giudecca di Venezia. Io credo pure sia un buon romanzo, ecco. Tu sei stata a Giudecca?
Non come visitatrice. No, mi sono informata molto. C'è un giornalino che ho scoperto su internet che tengono le carcerate, no? E le ferite, no? Ecco, c'è questo giornale, eccetera. E tramite questo e poi ho avuto, come dire, ho conosciuto le persone usate in carcere. Ho avuto, diciamo, le informazioni sufficienti, almeno per quello che è l'ambientazione, il tipo di persone che si trovano nelle carceri, i reati per cui sono in quel posto lì. Essendo un ambiente molto chiuso, è molto difficile reperire informazioni, è un ambiente difficile. Lo puoi fare o ci vai, ma insomma io non è che vorrei proprio andarci proprio per scrivere un romanzo, no. Magari 15 giorni, così Basta rubare un pezzo di formaggio. Se rubi 12 miliardi di euro, no. No, però se rubi un pezzo di formaggio al supermercato, fatti il panino, magari così. E quindi o lo sai attraverso altre esperienze, e poi io ho appunto reperito questo giornale, quindi insomma sono riuscita a costruire questa storia. Ok, bene, allora, ma oggi parliamo di Brutalco, un segreto lungo una vita. Per introdurre il testo io leggo la prima pagina, un piccolo pezzettino, tanto per farvi capire un po', per dare una pennellata. Sono proprio le prime righe. Quello che rimane di mia nonna, oltre ai ricordi, è un barattolo di Brutalco verde scuro, alto poco meno di una spanna. L'ho aperto ieri. Profumava di gelsomino, o forse di caprifoglio. Sono stata sorpresa che avesse mantenuto la sua fragranza dopo tutti questi anni. Me ne sono versata un po' sulla mano. La polvere sottile è volata sul lavandino, sui capelli che avevo tolto dalla spazzola. Dopo ho riposto il barattolo dove è sempre stato, sulla soglia interna della finestrella con inferriate del bagno, accanto a flaconi per la pulizia e un tubetto di dentifricio. Chi parla è Bruna, la protagonista. Graziella, vuoi parlarci un po' di Bruna? Chi è? Cosa fa? Sì, allora la storia è ambientata nella zona di Chioggia, nell'entroterra. Fate a conto nel 1990, quindi una trentina di anni fa. E Bruna è una donna piuttosto, come dire, sfortunata, ecco, possiamo dire così, no? Sfortunata, ha subito diversi traumi, fin da bambina. La bambina è stata abbandonata dalla mamma, la mamma ad un certo punto se n'è andata e il padre non ha mai superato un po' questo abbandono della moglie, no? Tanto che ad un certo punto ha cominciato a soffrire di depressione e la nonna è andata a vivere in casa, quindi con il papà, con la figlia, proprio per occuparsi di lei. Ecco. E poi gli anni passano. Il padre muore anche lui, poi viene a mancare anche la nonna, e lei si ritrova da sola in questa casa grande. Qualcuno che ha letto il romanzo di recente mi ha detto: ma sai che tutti vorrebbero vivere in quella casa lì? Casa lì. Porco boia, davvero? Sì. Ma io perché? No, perché insomma tutta questa serie di spieghe esatto. Perché mi ha detto questa persona, perché io insomma ascolto, naturalmente mi piace sentire le opinioni di chi ha letto i libri, no? Perché insomma, al di fuori di me gli altri percepiscono in un certo modo. Perché fai una casa piena di ricordi, una casa dove ogni oggetto, no? Il barattolo di Brutalco, no? C'è la domanda dopo sulla casa. Ecco, no? Allora forse anche dici. C'era un'altra cosa. E quindi questa Bruna noi la definiremo forse un pochino ad un certo punto disadattata, perché per una serie di problemi suoi psicologici, non vi starò a dire, non voglio togliere il piacere della scoperta se volete leggerlo, perde il lavoro e tramite, diciamo, i servizi sociali, si può dire così, tramite il comune, le trovano questa occupazione al canile municipale. Lei lavora quindi in mezzo ai cani, che lei ama molto, lei si trova molto a suo agio con gli animali, quasi più che non con le persone, diciamo così. Si vede, Graziella, che sei abituata, perché
Stai bruciando una dopo l'altra. Non mi fermo, No, vai avanti, tranquilla. Tanto avrei altre due cose perché sennò sveliamo troppo, no? Quindi una vita sempre uguale, una vita ripetitiva, con grandi ristrettezze economiche, lei risparmia su tutto, non ha riscaldamento, ha una vecchia stufa a legna, quindi vive proprio veramente al limite della sopravvivenza. Ad un certo punto cosa succede? E poi mi fermo. Succede che il parroco del paese, tale Don Italo, che a me piace, è un personaggio, non so, tipo, non dico mica il Dombramboni, però molto concreto, Io poi poi ho conosce scritto, tutti. senza fare spoiler, vedi Don Italo come un personaggio positivo o negativo? Positivo. 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 Molto positivo. Il quale le chiede di ospitare nella sua casa, visto che ha molte stanze, di ospitare una signora anziana che viene dall'estero, che sta cercando un alloggio, e quindi gli dice: tu intanto ti prendi qualcosa, no? Ti fai dare l'affitto. Lui sa che lei non è che marci tanto, è così. E basta. E basta. Ecco. E basta. E E la chi ti storia- ha ispirata per la scelta di un personaggio così particolare come Bruna? Se Ma c'è qualcuno che ti ha tutti ispirato. disgraziati che ho conosciuto. Ammazza, ne hai conosciuti tanti. Le persone che hanno avuto problemi, che mi hanno raccontato storie tristi, eccetera, così, no? È un miscuglio magari di conoscenze. Perché tu hai conosciuto anche persone che hanno avuto tutte queste serie di... Sì. Non lo so, me le attiro proprio. Le attiro. Ok, va bene. Le persone parlano molto volentieri, il marito dice: ciao, io là, ti racconto tutto. E dice: tu adesso È confidente. così. Magari ispiro. Io è vero che ci do corda, mi piace parlare, perché una persona magari si apre e si confida quando tu dimostri un minimo di interesse, di empatia, no? Mi riesce, entro molto in empatia con le persone. Se tu incontrassi Bruna per strada, se avessi modo di conoscere questo caso umano davvero, che cosa le diresti? Su dai È ragazza, l'angolo Marzullo questo. Guarda. Su dai ragazza, vieni qua, dai che ti do un abbraccio. Cercherei di dare un attimo di conforto per quello che può una persona sconosciuta. Però certe volte, no? A me è successo di incontrare qualcuno che magari ti ha confortato, no? Quando sei lì che aspetti di entrare, non so, la signora diceva che fa volontariato all'ospedale, no? Per esempio, no? E conosci qualcuno che ha tutti i suoi problemi, che ha il figlio malato, eccetera. Quindi c'è un po' di conforto che può venire dalla conoscenza. Adesso le parole precise non lo so, dai. Mi riservo. No, era una domanda generica. Adesso stiamo parlando dei protagonisti. L'unica amica vera di Bruna è Milena, che si incontrano, escono di casa, è una delle poche occasioni per le quali Bruna esce e trova piacere ad uscire di casa. Quanto è importante la loro amicizia tra Milena e Bruna? Ah, moltissimo, direi, moltissimo, perché poi, dopo che è morta, si porta la nonna per ultimo, ma prima c'è stata la perdita della mamma, quindi del papà, eccetera, così. Milena è rimasta la sua unica amica, e con lei appunto addirittura a volte si spingono fino al mare, vanno persino al mare 2 o 3 volte all'anno, no? Prendono il treno e vanno giù fino a Rosolina, dove poi finisce perché le ferrovie proprio si fermano. Io ho inserito questa protagonista perché in tutto questo, non dico grigiore, poi la storia prende anche la speranza, poi va... Molto No, non è una tragedia, non è una tragedia. No, anzi. Poi va a prendere quello. No, assolutamente. Bene. C'è bisogno di qualche amico, no? Se non ci sono i familiari, poi ci Un po' di resta. supporto. Bene. Di Don Italo abbiamo parlato, dei cani e di mondo abbiamo parlato. Volevo chiederti come mai hai inserito questo mondo del canile, un mondo un po' anch'esso un po' triste, però che comunque dà anche del calore, insomma. Perché io in un canile vivrei felicissima, perché sì,
con le crocchette. Io amo veramente i cani magari in modo particolare perché il cane, il mammifero, è molto più, come dire, vicino a noi, no? Vabbè, c'ho anche la tartaruga, no, però non è proprio la stessa cosa, ecco. In questo momento di cani ne ho non solo 3, però ne ho avuti anche 6, 7, no? Ho sempre avuto molti cani, vabbè, lo spazio ce l'ho e poi mi spezzano un po' il cuore. Se anche ne avevo 3, 4 mi chiedevano, ma guarda, c'è questa cagnolina che ha bisogno, io insomma non riesco Vuoi lasciarla lì? esatto, non riesco. Ho E capito. quindi Boh. E poi c'è l'ultima protagonista, molto importante, ma che non si può dire granché della protagonista ultima, perché sennò sveliamo tutto il libro, che è Clara. Vuoi dirci 2 parole, 2 chi è? Chi è quando viene presentato? Clara è quando arriva, la sconosciuta, no, del libro, no? La conosce da un Italo, la raccomanda a Bruna, dice c'è questa signora, ti dà la possibilità di prendere qualche soldino, visto che ne hai molto bisogno. È una signora anziana che viene dall'estero, all'inizio poi si saprà da quale paese proviene, ma non ve lo voglio anticipare. La figura misteriosa forse del libro, un pochino. Il segreto, il sottotitolo. Il segreto lungo una vita. Il segreto lungo una vita. E basta così. Grazie. Però il segreto A posto. Passo alla seconda lettura, tanto per dare ancora un po' di gusto. Vediamo. E infatti qua parliamo anche un po' di Clara. Tornando a casa, mi muovo con cautela per non scivolare. Clara non è in casa. Ha lasciato la porta della sua camera aperta e così sbircio dentro. La sua valigia di cuoio è sopra la sedia. Sul comodino ha un libro. Mi avvicino col timore che possa rientrare e mi scopra a guardarle nelle sue cose. Il libro, formato tascabile, parla della Shoah. È dedicato alla memoria di quei terribili eventi. Immagino l'abbia comprato nella cartolibreria del centro perché sembra nuovo. Mi piace quel negozio. Il mese scorso, per Natale, gli scaffali e la vetrina erano zeppi di libri con storie sulla natività e immagini. Improvvisamente mi ricordo di non aver fatto nemmeno una carezza a Mondo. Mondo è il cane da lei preferito al canile. E provo qualcosa di simile a un lieve senso di colpa. In realtà non ho fatto coccole a nessuno dei cani, impegnata com'ero a spalare la neve. La schiena mi fa male. Mi stendo sul divanetto rigido della cucina, dove sotto la finta pelle si intravedono le molle. La stufetta a legna che sono riuscita a rimettere in funzione va a pieno regime. Il calore mi illude, mentre mi assopisco alla convinzione che la primavera sia arrivata e mi pergusto giornate splendenti, accompagnate da un'esplosione di primavera. L'ambiente in cui si muove Bruna è limitato. C'è il canile, le uscite con Milena, ma soprattutto la casa, ed è qui che mi ricollego a quanto dicevamo prima. Le tue descrizioni della casa sono estremamente precise, direi quasi maniacali, ma maniacale sembra una cosa negativa, in realtà sono molto godibili le tue descrizioni. Le tue descrizioni così precise sono un tuo tratto distintivo o è stata una scelta stilistica precisa in questo testo? Mi piacerebbe che la persona quando legge riuscisse a vedere il posto, ecco. E quindi senza fare descrizioni molto lunghe, così, no? Cerco di trovare magari l'aggettivo giusto, la parola giusta, di modo che uno, come dire, si senta lì in quella casa, ecco. Vedo anche che a volte mi riesce, ecco. Così il lettore è, come dire, è dentro la storia, no? È dentro la storia, è dentro l'ambiente. E io credo che questo renda più interessante la lettura, che la renda più accattivante, che sia più invogliato a continuare a leggere, ecco. Bruna, scusami. No.
Bruna come vive la sua casa, secondo te? Secondo me Bruna lì ha sempre vissuto e li ama stare, quindi assolutamente bene. Che poi ci sia la tristezza del baratto borotaico della nonna, quelle cose che le ricordano i tempi in cui magari era stata più felice, tutti quegli oggetti in soffitta, erano tutte quelle cose, comprese le trappoline per i topi, la cornamusa che suo papà tentava di suonare, eccetera così. Ma io credo lei non vorrebbe vivere in un altro posto. E tu come vivi casa tua? Ah, io benissimo, benissimo, sì. E io ho una casa né brutta né bella, però molto grande, molto spaziosa, più case, portici, quelle case di campagna, che poi in collina, ma per capire, no? Il genere no, quelle case di campagna dove c'era molto spazio perché bisognava sistemare il fieno, la legna, c'erano le mucche, che adesso non ho più, insomma, no? E quindi mi troverei stretta in un appartamento, quindi Bene, che bello. L'ultima domanda per quanto riguarda l'ambientazione è come mai hai ambientato questo libro in provincia di Venezia e non in provincia di Vicenza? Ma tu dovresti saperlo, avevo capito, perché era funzionale alla storia, perché le vicende che poi verrete a conoscere della nostra protagonista, di questa signora di Clara, la signora anziana, trovavano diciamo, una loro collocazione anche storica, diciamo, in quell'ambiente, più rispetto a quello che I temi trattati. Uno dei temi importanti di questo libro è senza dubbio la famiglia, i legami sociali stretti. Questa frase secondo te è corretta? Sì, sì, assolutamente. Del resto la famiglia, secondo il mio punto di vista, è proprio il nucleo, no? La cellula fondamentale della società. Poi ci sono magari famiglie disgraziate, famiglie dove i genitori trattano male, cioè, insomma, c'è un po' di tutto, no? Però alla fine è lì. E poi dalla tua famiglia non divorzi mai, no? Dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli. Il marito che, da noi c'è un detto, dicono che i figli vengono dal cuore e l'uomo viene dalla porta, il marito viene dalla porta. Quindi il marito potrebbe anche andarsene dalla porta e il figlio no. E quindi la famiglia è certo che no. Opinione del marito? Ah, lui è tollerante. Bravo. Da dove parte l'idea di questo libro? Come è nato? Come è nato? Ma sai, Si è penso, fatta male? allora, no, non mi sono fatta male, no, non mi sono fatta No, male. sto giro. Allora, volevo una storia che fosse un po' una commedia, no? Allora, il primo libro, no, niente, allora vedi com'è. Mi farà la prossima domanda. E perché non ci siamo mica messi d'accordo, no? Allora io non sapendo niente anticipo. No, io abitualmente non do prima le domande agli autori perché No. voglio vedere un po' la reazione della... E volevo parlare di certi fatti storici di cui non posso dire, e allora ho detto, ma e da che punto di vista? Mi pareva che la protagonista femminile fosse perfetta, cercavo una storia con un cuore, come dire, no? A me sembra, non dovrei dirlo io, ma è una bella storia. Sì, su questo sì. Lo Ok, hanno riconosciuto anche i membri della giuria. Così. Anche di manoscritti ne erano arrivati parecchi, quindi, cioè, tra un centinaio di manoscritti, insomma. Quindi, ecco così. Perché? Perché alterno un po' i generi, no? Ho detto, beh no, adesso appena finito di scrivere un giallo, cambiamo un pochino, no? E quindi una cosa più intima, così. Quindi alla domanda come mai questo cambio stilistico è perché avevi voglia di cambiare. Sì. È come ripartire un pochino da nuovo, no? Ecco, non annoiarsi troppo, dire, ma dai, stiamo cose così. Sì. Ho un autore che è Gianluca Ascione, che penso che più di qualcuno lo conosca qui dentro, che lui aveva voluto scrivere un romanzo storico per lo stesso motivo, perché lui si sentiva
incasellato, etichettato con l'etichettina sulla fronte di giallista, lui diceva no, uffa, non voglio questa cosa qua. Allora è partito con un coso di 600 pagine di romanzo storico. Borotalco invece è più agevole sia da scrivere che da leggere, senza dubbio sì. A chi consiglieresti di leggere Borotalco? A tutti direi, è stato letto da maschi, da femmine, da signore, eccetera. Però forse è un romanzo che le signore apprezzerebbero di più, secondo me. Bene. Magari non ai giovani, non so, che amano il fantasy, Harry Potter, perché probabilmente ecco, si annoierebbero magari, ma non lo so, forse neanche. Non credo, insomma, più che altro diciamo che il problema dei giovani è più quello che fanno un po' fatica ad approcciarsi ai libri in generale. Alcuni, dico la maggior parte, alcune soprattutto sì, senza dubbio. Ottimo. Allora, prima dell'ultima parte faccio l'ultima lettura. Che è abbastanza breve. Quando mia madre se ne andò, fissata la prima fase in cui mi sentii felice al pensiero di aver mio padre in esclusiva, iniziai a provare un dolore sordo in mezzo al torace. La nonna ne parlò prima a mio padre, che nella fase taciturna non aprì bocca, e poi al dottor Narciso. Narciso? Clara sorride. Sì, come il fiore. Naturalmente aveva anche un cognome, ma tutti lo chiamavano Narciso e basta. E questo è l'inizio del racconto tra Bruna e Clara. Ma siamo ancora prima di metà libro, ne succederanno. Parliamo infine di tecnica e scrittura. E dunque questo libro ha vinto il premio Giacomo Massarato per la narrativa inedita dedicata ai manoscritti di pregio. Come è stata la tua esperienza al premio Prunola? Ce la vuoi descrivere un po'? È stata una cosa bellissima. C'era una specie di magia quella sera, secondo me, perché, no, davvero, magari farà sorridere, però. Io ho partecipato a dei concorsi ogni tanto, no, che scrive, manda il manoscritto, manda il file. Però è difficilissimo vincere, perché intanto c'è moltissima concorrenza, moltissimi partecipano. E poi, chi lo sa, magari anche i criteri. A volte i romanzi premiati sono quelli che secondo una politica editoriale poi potrebbero vendere di più, no? Quindi magari un certo genere, in questo periodo va così, allora questo qua, ma dopo che ho leso, no? Quelle cose, no? E beh, semplicemente io ero stata invitata alla cerimonia come finalista, però non sapevo nessuno chi poi avrebbe vinto, no? Eravamo in quel bel teatro qui, teatro accademico, poi ci sarete stati, la signora me la ricordo, questa profusione di fiori. Io avevo, certo, magari si spera sempre, no? Dico, ma... E quando poi hanno chiamato il mio nome, hanno detto, insomma, la frase mi si è impressa a fuoco qua, dice, no, adesso sto scherzando, però vabbè, sono un pochino scherzo. E io mi sono alzata, poi è partita l'orchestra, che per me che sono musicista era il massimo. Sei musicista? Sì. Non lo sapevo. Io sono prima musicista che poi scrivo. Cosa suoni? Suono, io suono il sassofono e il flauto. Ma pensa. In realtà il musicista di famiglia proprio è il marito, mio marito. E siamo un po' tutti, mio fratello, un po' tutti così. Ecco, e quindi quando è partita la musica, con quello stacchetto lì, bellissimo proprio, mi è piaciuto tanto. E poi i fiori, la lettura, i doni, e soprattutto ero molto felice perché il premio principale, quello che ovviamente mi interessava di più, no, ho apprezzato tutto, anche la pergamena incorniciata così, era la pubblicazione del libro, che l'editore avesse deciso di pubblicare il libro, che ci credeva, che ecco, lo promuoveva, ecco. E infatti stasera sono qua che ho tutto questo. No? Ma ti sei emozionata o no? Quella sera sì, ero un pochino stordita. So che avevo detto al marito, guarda,
fammi una foto, se no. E lui non me l'ha fatta, ma io non credevo che te venissi insieme. E non ero mica preparato. Non puoi mai fidarti. No. Mai fidarsi. Mai fidarsi. Degli Vabbè, uomini poi in la foto generale. l'ho avuta perché mi sono stati fatti le cose, sì. E poi sono stati fatti anche i filmati. Sì. Comunque è un bellissimo ricordo, poi ero venuta prima nel pomeriggio dove ci eravate coccolati, i finalisti. Eri venuto anche in villa? No, lì non No? ho potuto. Sono stata qui però, c'era quella Museo. visita guidata al museo che ho fatto una bella passeggiata. No, bellissima serata, bellissima esperienza. Bene, no. Curiosità mia, perché sai, essendo uno dei due organizzatori devo chiedertelo. E gli altri premi letterari come sono? Gli altri premi letterari. Allora, Curiosità, perché ho visto delle cose. quelli a cui ho partecipato. Ma intanto quando cominciano nel bando a chiedere soldi, dico qua, no. Chiedono anche 25-30 euro, no? Che Anche poi 50, ho visto. anche 50, poi fate conto che la partecipazione è sempre molto alta, no? Perché in Italia magari pochi leggono, ma molti scrivono, o almeno tentano, oppure non so, si cimentano. Ecco. E quindi qua, già questi qua, si prendono su un bel po' di soldini, ecco. Poi, vabbè, mettiamo che non ti chiedono soldi, ma non hai nessuna risposta. Tu prendi il tuo manoscritto, lo metti nel buco nero e non sai più cosa succede, no? Quindi magari anche una mail, non costa nulla, no? Una mail, no? Mandi una mail, dici guarda, mi dispiace, sul libro non è secondo il vostro gradimento. Beh, ho avuto però la soddisfazione ad un premio, non so ancora l'esito, spero sia buono, che sono fra i finalisti, un premio molto importante. Saprò qualcosa a fine mese. Vuoi dirci il nome? Sì, è il concorso Io Scrittore, è lo fatto so, dalla me l'avevi Mauri detto, sì, Spagnolo, che è un colosso dell'editoria spagnola, ecco così. E No, so è che italiano la Mauri è italiano, hai ragione. sì. Solo È la di planeta, Milano. La planeta che è è spagnola. So che eravamo 2700 partecipanti, quindi essere fra i finalisti è già buono, però insomma dai, da non illudersi proprio. Con questo libro? Con questo libro? No, con un altro libro. Un altro libro che era pure lì nel cassetto, come questo, lui stava lì a aspettare qualcuno da qualche anno. Non avrei mai pubblicato con editoria a pagamento, come proprio contrario, neanche con gli altri libri l'ho fatto. Perché sì, se tu vuoi pubblicare, beh, ci sono le tipografie, non sono delle case editrici, sono tipografie travestite da case editrici, no? Là ti pubblico qualunque. No, ecco no. Vabbè, qualcuno dice io pur di avere la soddisfazione, conosco persone che lo fanno, si fanno fare, poi fanno un regalo il puttino e la soddisfazione. Ma io non volevo assolutamente quel percorso. E quindi ho aspettato fino a quando che, guardate un po' voi qui in quel di Castelfranco, ho avuto questa soddisfazione. Bene, le ultime domande. Beh, una domanda è, però l'hai un po' accennata, se ci saranno delle novità in futuro, ma può essere, perché a questo punto aspettiamo di vedere come va questo concorso, però quindi tu hai diversi libri ancora. Beh, allora c'è questo che appunto vediamo come va, entro il mese di novembre dovrei avere qualche notizia, oppure se non ho notizie vuol dire che non è andato a buon fine, perché ma che ne so, vabbè. E se non va nel migliore dei modi, io spero di trovare un editore un dare interessato. Era una storia, un romanzo, sono tornata a quelli piuttosto corposi, 400-500 pagine sicuramente, ed è lì buono nel cassetto da qualche tempo. E in questo momento sto lavorando ad un giallo ambientato alle isole Canarie. Mi piacciono questi ambienti un po'. Era passata così, era da queste parti. Va un po' a rilento, No, niente. perché devo avere un po' di energia, un po' di voglia, no? E finché, fra virgolette, non avevo sistemato questi due figli, adesso questo sono riuscita, però c'è anche l'altro, non riesco proprio molto a concentrarmi, cioè, una cosa nuova. È comprensibile, sì, assolutamente. E poi ho il domandone finale da 10 da 100 punti.
Allora, visto che tu hai vissuto la letteratura sia dal punto di vista della biblioteca e anche dal punto di vista della scrittrice, che quindi ha dei feedback dai suoi lettori, dagli altri autori, anche perché no, sì. Qual è l'effetto sociale della letteratura? Qual è il suo merito? Quali sono i suoi effetti sulle persone, secondo te? Io credo che abbia influenzato, che influenzi ancora molto, anche se non è, anche il romanzo, non parliamo solo del saggio dove ti insegnano magari un determinato argomento così, no? Mi ricordo parliamo di grandi libri, di classici, no? Che ci sono restati un po', almeno credo, a tutti nel cuore, no? Sono terapeutici anche i libri, così, no? Io mi ricordo quelle volte che in un certo contesto mi veniva in mente, per esempio, una poesia, no? No? Che era giusta per quel mio percorso, no? Tipo, non so, Leopardi. Ogni volta che c'è la luna piena mi viene in mente dolce e chiara è la notte senza vento, così, no? No, la letteratura secondo me come dire, crea delle tendenze, ci insegna qualcosa, non è solamente una storia, no? È vero che il romanzo è fiction, no? Ci inventiamo delle cose così, no? Però, insomma, anche la nostra vita è piena di storia, no? È tutta una storia. Che bello. Bene. Questo... Io ho terminato con le mie domande. Se voi avete delle domande per l'autrice, Anna. Posso fare una domanda? Certo. Allora, la mia curiosità è questa: quando uno scrittore scrive un libro, ne scrive tanti in questo caso, mette sempre qualcosa di personale dentro, è ovvio che c'è una parte della propria vita. Cosa rimane alla fine quando uno ha scritto un libro e lo consegna al pubblico? Cioè dentro si sente meglio, si sente svuotato, si aspetta un riscontro, si sente di aver dato un figlio in adozione, oppure non lo so. Ho capito. Allora, per me ogni romanzo è come un figlio, vuol dire, no? E allora questo è stato il sesto nato, no? Sesto nato, no? E ognuno e i figli hanno tutti la loro storia, il percorso e così. Ma io quando ho finito di scrivere un libro di solito sono contenta, quando metto il punto e credo, almeno secondo la mia opinione, che insomma sia tutto a posto e che qualcuno possa goderne, tra virgolette, sono molto contenta. Il fatto di mettere qualche particolare autobiografico sì, è così. Il Barato Libro Talco, in effetti è autobiografico, sì. Effettivamente la nonna, con la quale io sono vissuta, vi dicevo prima, lei era mancata, poi ad un certo punto avevano dato via tutte le sue cose da vestire, perché era così. Era rimasta la vestaglia, una vecchia vestaglia, attaccata lì dietro la porta del bagno, così, no? C'era il Barato di Bortalco. Quello là verde della Roberts. Sì, sì, me lo ricordo. C'è ancora? Ci sono ancora, Ci sono ancora? fuori. Quindi cosa mi resta alla fine? Beh, ma sono cose che sono solo io non scriverei mai un libro proprio sulla mia vita, intanto perché non penso sarebbe così interessante, no? Io credo che a volte alcuni siano un pochino presuntuosi sulla mia storia, la mia vita, dico ma dipende, vero, cioè vuol dire magari uno può ragionare, ma la maggior parte delle vite, no? Abbiamo tutti più o meno, insomma, vabbè, le gioie, i dolori, così niente di così interessante. Io ci metto qualcosa, lo so solo io, ma non tanto perché ci metto, perché magari i miei ricordi, no? Mi dico, ah sì, aspetta, uso quella cosa che ho vissuto, quel particolare, così lo sfrutto, come dire, no, non buttiamo via niente, no? Uso anche così. E comunque io una volta che ho finito il libro, per rispondere alla domanda, spero di aver risposto a quello che lei voleva sapere. Io di solito sono contenta, no? Non mi sento svuotata, dico adesso speriamo che piaccia, che gli altri abbiano, come dire, voglia di leggerlo, che non sia proprio una cosa, perché se il libro non legge nessuno è quasi come non fosse stato scritto, no? Una cosa morta, sono solo io, ecco.
Quindi adesso magari è qua, magari qualcuno gli farà compagnia una sera, lo leggerà un po' prima di dormire, insomma. Ma è perché allora uno scrive un libro? Per avere un riscontro, per raccontare qualcosa di sé e per rendersi visibile, o per rendersi invisibile agli altri, cioè non sono questo del libro, sono un'altra cosa. Cioè, la domanda sembra in contraddizione, però non so se mi sono spiegato. Ma io scrivo essenzialmente perché mi piace, ne raccontavo prima, no? Che ho, fra virgolette, ereditato questa voglia di raccontare. Non lo scrivo per mettermi in mostra, no, assolutamente. Io, per esempio, sono venuta qua, vado sempre quando mi invitano, faccio tutte le presentazioni che servono, anzi, perché mi rendo conto che è necessario. Però io, in realtà, rimarrei anche lì un angolino a casa mia, come Ungaretti con le 4 caprioli, fumo al focolare, no? Perché è necessario farlo, ecco, no? E quindi non ne permettermi mostre. Però una volta che la storia, non io, la storia è scritta, mi piace se poi gli altri la leggono. Questo sì. C'è una notevole dicotomia nella vita degli scrittori in generale, e ormai ne conosco un po'. C'è la parte privata, che è la parte in cui lo scrittore sta a casa sua, nella sua cameretta, con il lume, non dico con l'inchiostro e la penna, però se ne sta da solo, senza nessuno che gli scassi le scatole, a scrivere al computer. E questa è una fase molto importante e fondamentale per la genesi del libro. La maggior parte degli autori, non Graziella per fortuna, la maggior parte degli autori pensa che quella sia la parte più importante, perché è una parte non pubblica, è una parte privata, ma la parte pubblica è altrettanto, se non più importante, come Graziella ha capito bene, ma una buona parte degli autori no. Perché se il libro non lo legge nessuno, come diceva Graziella, a cosa è servito scriverlo? È un piacere per gli autori scrivere, è una cosa che viene naturale, è una cosa che può essere un qualcosa spontaneo, che nasce fin da bambini, il piacere di raccontare le storie anche ai familiari o agli amici e alle amiche. Però dopo interviene necessariamente il fatto che il libro è un prodotto, ha un codice, ha un prezzo, è un prodotto e va portato in giro, perché altrimenti in Italia si pubblicano circa 170 libri al giorno, Natale e Pasqua compresi, sabato e domenica. E quindi se il libro non viene promosso si perde in mezzo a questo enorme flusso di libri che alla fine diventano tutti un po' uno vale l'altro, quasi. La massificazione dell'editoria purtroppo ha portato anche a questo. Però quella è una fase pubblica, è una fase in cui l'autore deve imparare tutta una serie di dinamiche totalmente estranee a quello che era prima, la fase privata del libro, insomma. Di solito però è anche una cosa piacevole, credo. Sì, una volta superato quel momento un po' di pigrizia, no? Diciamo, stasera voglio andare, o di timidezza a volte, no? Però in realtà poi mi diverto, mi piace parlare con le persone, Sì. ma passi di bei momenti come qua adesso con voi, sì, no? Sì. Quindi, bene, ci sono altre domande? Altrimenti io porrei anche... Visto che è passato più ho superato l'esame, la prova, ho avuto un bel voto. Sì, ottimo. Ti interrogo. Bene. Io vi ringrazio per essere stati qui con Grazie noi. davvero. Se il libro vi ha incuriositi è qui disponibile, l'autrice è disponibile per il firmacopie e ci vediamo la prossima volta.